Benvenuti, oggi è venerdì 1 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 17:02. La luna si leva alle 6:17 e cala alle 16:47. Oggi si celebra la commemorazione di tutti i santi ed è anche il giorno di San Marcello di Parigi. Il nome Marcello ha origine latina e significa consacrato a Marte. Oggi, 1 novembre, si celebra il World Vegan Day. La giornata mondiale del veganismo è stata istituita in Inghilterra nel 1994 e ha come obiettivo la promozione dei benefici della filosofia vegana per la salute, gli animali e l'ambiente. Evitando carne, pesce ma anche derivati animali come latte e uova, la cucina vegana predilige alcuni ingredienti come latte vegetale, seitan e tofu. Sono 71 le candeline per l'attore napoletano Lello Arena. Con Massimo Troisi ed Enzo De Caro ha formato un trio comico, La Smorfia, che gli ha dato popolarità con sketch memorabili, su tutti L'Annunciazione. Un successo i film con Troisi, da Ricomincio da 3 a Scusate il ritardo. Festeggia 61 anni l'attrice showgirl Antonella Elia. Lanciata come soubrette in TV da Corrado nella Corrida, partecipa poi a 2 stagioni di Non è la Rai. La sua popolarità cresce grazie al karaoke con Fiorello e alle collaborazioni con Raimondo Vianello nella trasmissione sportiva Pressing e con Mike Bongiorno nel quiz La ruota della fortuna. Infine, oggi compie 62 anni Anthony Kiedis, leader del gruppo rock Red Hot Chili Peppers, col quale ha raggiunto il successo negli anni 90 grazie ad album capolavoro come Californication e a brani immortali quali Under the Bridge e Scar Tissue. È il 1 novembre 1897. Un gruppo di giovani under 17 del liceo d'Azeglio di Torino, ammaliati dal gioco inglese del football, fondano una squadra di calcio con il nome di Sport Club Juventus. Dopo il debutto nel campionato del 1900, 5 anni dopo, arriva il primo titolo di campioni d'Italia e da allora per i bianconeri è un susseguirsi di successi in Italia e all'estero. Ma quanto è affascinante lo spazio! L'universo contiene le galassie, enormi sistemi che a loro volta contengono milioni o miliardi di stelle, nebulose di gas e polvere e una quantità ignota di materia, e sono tenute insieme dall'attrazione gravitazionale. La nostra galassia si chiama Via Lattea ed ha una forma a spirale, ma esistono anche altre 2 tipologie di galassie, quelle ellittiche o quelle irregolari. Buongiorno e buon inizio novembre ai 12. Quale miglior modo di iniziare il mese se non un bel novilunio in Scorpione che riporta energia ai segni d'acqua e che fa ripartire lo zodiaco. Vediamo i 12 cosa cercheranno in questa nuova luce. Ariete. Il novilunio è abbastanza distante in gradi, ma vi somiglia per una marzianità, quindi una forza attiva, una forza propulsiva probabilmente dentro di voi. Avete già fatto spazio per un progetto futuro o comunque state cercando di sistemare le cose in vista di qualcosa, di qualche accadimento importante che dovrebbe accadere. Bravi, siate lungimiranti. Toro. Il novilunio è in opposizione e quando questo accade tutto ciò che è in opposizione diventa chiaro e limpido e diventa un obiettivo da raggiungere, un'esigenza. Quindi, cari Toro, sappiate specchiarvi in voi stessi e nella vostra luce, facendo anche un'analisi su come avete gestito tutte le vicissitudini degli ultimi mesi a questa parte.
Gemelli, la giornata di oggi prevede questo novilunio che assolutamente vi regala nuova luce. Mercurio è vicino alla formazione di questo aspetto, per cui vi rimanda a qualcosa di importante, ma la distanza in gradi non dà un'assoluta chiarezza sulle cose, quindi da oggi in poi state un po' più attenti ai particolari e a capire come una certa situazione si può evolvere. Cancro, splendido novilunio per voi, un novilunio di trigono che vi accende di passione, di amore, di tante cose belle, quindi non dovete fare altro che godere di una giornata splendida che riporta la vostra luna a creare un nuovo percorso felice e costruttivo per voi. Leone, il novilunio è di quadratura, quindi probabilmente potrete avvertire una certa stanchezza e una certa trascuratezza di voi stessi. Lo zodiaco non vuole fare altro che segnalarvi che adesso è un periodo di restyling per voi e che quindi è il caso di non sacrificarvi troppo né per la famiglia né per il lavoro, ma magari di avere un maggiore cura di voi stessi. Vergine, è un novilunio molto compatibile che soprattutto riaccende passioni e pulsioni. Bene ci voleva, proprio perché la comunicazione tende a essere in netta risalita e anche qualche piccola romanticheria non mancherà. Bilancia, giornata oggi decisamente molto interessante. Luna e Sole in novilunio gettano una nuova luce sulle vostre prospettive economiche e future. Un nuovo progetto, una nuova idea potrebbe darvi forza e darvi prospettive anche inaspettate. Scorpione, il novilunio è proprio nei vostri gradi, accade proprio a casa vostra e questo vi fa rinascere e ripartire. Finalmente l'astrologo è lieto di dirvi che i tempi duri sono finiti e che da ora in poi le previsioni astrologiche saranno molto più positive per voi. Sagittario, la giornata di oggi prevede questo novilunio nella vostra 12ª casa, dove tutto diventa misteriosamente emotivo, sensibile, intuitivo, quindi troverete sicuramente il modo di utilizzare questo spirito osservatorio nuovo che vi farà molto gioco in talune situazioni, soprattutto quelle sentimentali, se c'è da scoprire qualcosina in più. Capricorno, un novilunio assolutamente compatibile, pieno di desideri realizzati e di amici intorno a voi. Finalmente ritornate socievoli e via quel grugno e sempre troppi pensieri lavorativi. Adesso è il momento di divertirsi un po', quindi Capricorno, andateci dentro. Acquario, è un novilunio di quadratura, un novilunio che vi permetterà di fare delle scelte lavorative molto importanti e di decidere di dismettere o meno tutta una serie di collaborazioni. Molto probabilmente vi sentite un po' schiavi del lavoro per adesso, ma sono tutte scelte che avete compiuto consapevolmente. Adesso, se proprio volete evolvere, dovete fare delle scelte ancora più rischiose e importanti. Pesci, uno splendido novilunio per voi che vi porta ad essere assolutamente protagonisti di una giornata in cui successo, bellezza, lavoro e un allure assolutamente nuovo saranno proprio quello che vi caratterizzeranno. Ebbene, l'umore è risalito, quindi cari pesci, abbracciate la vita. Un misterioso caso di omicidio in un castello porta l'ispettore Ginko sulle tracce di un ladro senza scrupoli, in grado di assumere qualsiasi sembianza grazie a sofisticate maschere. È il 1° novembre del 1962 quando fa la prima apparizione Diabolik, protagonista dell'albo a fumetti Il Re del Terrore, pubblicato al prezzo di 150 lire. L'espressione di cui parleremo oggi è "method to my madness", che non significa un metodo per la mia follia, ma si può utilizzare per introdurre un discorso ipotetico su cui ragionare insieme, traducibile con "ammettiamo per assurdo". Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è il poeta americano Ezra Pound.
vissuto per buona parte della sua vita in Europa. Nel 1924 si stabilisce in Italia e qui si lascia conquistare dal fascismo, al quale rimane sempre fedele. Arrestato prima in Italia, poi processato negli Stati Uniti, viene dichiarato pazzo e internato per 12 anni. Liberato grazie a ripetuti appelli di intellettuali amici, ritorna subito in Italia. Muore a Venezia, dove è sepolto. Ci salutiamo con la frase del giorno. La speranza è un rischio che bisogna correre. Io vi aspetto anche domani con il nuovo appuntamento dell'Almanacco per iniziare insieme la giornata. Buon weekend dalla vostra Martina.